Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio: alle 12:30 saremo collegati con la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, conferenza stampa che oggi sarà straordinaria, nel senso diversa dal solito, perché non saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, ma andremo nelle stanze di Palazzo Balbi, sede dell'amministrazione, sede della Regione del Veneto, per importanti comunicazioni da parte del governatore Luca Zaia. Alcuni rumors che arrivano da Venezia ci fanno sapere che molto probabilmente oggi avremo i nomi dei nuovi direttori della sanità veneta, quindi un cambio in corsa molto importante, perché ci saranno alcune conferme, ci saranno sicuramente alcuni cambiamenti in quello che è l'organigramma dei manager della sanità veneta. Una conferenza stampa in cui naturalmente poi si parlerà anche dell'emergenza coronavirus, di vaccini, di tutte le situazioni che stiamo vivendo ormai da lungo tempo, e quindi conferenza stampa assolutamente da non perdere, qui in diretta sul canale 18 del Digitale Terrestre Rete Veneta, ma anche sulla nostra pagina Facebook. Detto questo, le notizie di oggi sono davvero molte. Noi siamo pronti a collegarci anche con le nostre redazioni di Padova e Vicenza per sentire quali sono le ultime novità. Sono già arrivati i dati, ma li vediamo fra poco assieme, poco prima della conferenza stampa del governatore, anche perché non sono del tutto positive le notizie che arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Siamo in attesa di importanti notizie anche dal governo per capire se il Veneto rimarrà in zona gialla o se finiremo in zona arancione. Pare, secondo quello che filtra dagli organi che decidono queste notizie, che il Veneto debba rimanere in zona gialla almeno per un'altra settimana. Ci sono forti dubbi, ci sono timori legati all'RCT, all'indice del contagio che sta salendo in Veneto a causa dei dati che vedremo fra poco, quindi c'è tanto timore anche per la Pasqua, perché sappiamo che dovessimo finire in zona arancione o peggio rossa andrebbe persa anche quest'anno la festività di Pasqua per tante attività, pasticcerie, esercenti, ristoranti, trattorie, tutto un mondo che sta tribolando come tanti altri settori del comparto produttivo del Veneto ormai da troppo tempo. Questo era un po' il preambolo di quello che vedremo oggi, però per capire dove stiamo andando è bene capire da dove veniamo, e quindi facciamo il riassunto delle puntate precedenti. Sentiamo che cosa ha detto Luca Zaia nell'ultima conferenza stampa disponibile, parlando di vaccini e di dosi. Covid, il Veneto è un pianeta che oggi gira al contrario rispetto alle altre costellazioni italiane. Numeri in calo da gennaio, mentre tutto intorno la linea dei contagi si impennava. Eppure ci sono dei segnali, qualcosa sta cambiando. Nuvole all'orizzonte, colorate di arancione. C'è una tendenza all'aumento dei positivi, quindi di preoccupazione ce n'è. Primo, perché dal punto di vista sanitario noi dobbiamo evitare di tornare a creare pressione ospedaliera. Due, perché voglio ricordarvi che con i parametri di oggi RCT 1 si va in zona arancione. Ora la partita si gioca su due fronti. Il primo è quello delle aggregazioni, per cui fino a oggi teatri, ristoranti, bar sono finiti in clausura, mentre la scuola è aperta. Che il CTS si esprima formalmente, pubblicamente, e quindi ci renda note le sue determinazioni rispetto all'apertura delle scuole. Siccome la scuola è una realtà sacra, è la sublimazione di quello che è la formazione dei nostri ragazzi, della cultura, di tutto quello che volete, ma se la guardiamo meramente da un punto di vista epidemiologico, cioè gruppo di persone che stanno in una stanza, mi fermo lì, il CTS deve dirmi per quale motivo altre forme di aggregazione sono pericolose e questa no. L'altro fronte è quello dei vaccini, per cui Zaia pone una questione. Ho richiesto che si vada a valutare l'opportunità, e guardate qui, lo dico in punta di piedi perché io non sono un esperto, l'opportunità diciamo scientifica
e se volete anche di organizzativa, di pensare anche nella ristrettezza delle dosi se è più da un punto di vista sanitario conveniente fare una dose a tutti o fare 2 dosi a pochi. Però il tema vero qual è? Ci vuole l'autorizzazione, noi non possiamo decidere di fare una sola dose, perché se poi non è autorizzata, la prima dose richiama la seconda, perché poi la nostra controparte diventa il singolo cittadino che dice io ho diritto alla mia seconda dose, perché non l'hai accantonata? Se la comunità scientifica ci dice che la possiamo fare anche tra 3-4 mesi che non succede niente, a quel punto state tranquilli che one shot, one spot, cioè un'iniezione a testa e basta finché non è finito il giro. Questa dell'iniezione singola per chi ha già avuto il Covid te la banco come notizia sicuramente nella giornata odierna e anche nei prossimi giorni. Noi siamo andati a sentire, un po' a tastare il polso delle persone in questo momento di relativa calma, perché da una parte i dati dell'emergenza pura crescono con i contagi, crescono con più persone risultate positive rispetto a una settimana fa, però scendono invece i numeri degli ospedali. Gli ospedali della sanità veneta si sta liberando di quelle che sono i posti letto occupati da persone affette da coronavirus o negativizzate tanto in area non critica quanto in terapia intensiva. In questo limbo siamo andati a sentire che cosa ne pensano le persone in piazza. Ecco cosa ci hanno detto. Veneto oramai stabilmente in zona gialla, si respira un po' di ottimismo, di ritorno alla normalità, oppure manca ancora tanto? Ma secondo me bisogna essere ottimisti e secondo me sarà il tempo che promette bene in primavera. Speriamo che se fanno sti vaccini la gente allora si rilassa di più ed è più contenta, soprattutto quelli di una certa età. Probabilmente anche un modo di vivere ormai è diventato quello di stare attenti, di avere delle precauzioni. Ormai fa parte del nuovo modo di vivere da un anno a questa parte, insomma. Veneto stabilmente in zona gialla, si respira un cauto ottimismo oppure la strada da fare è ancora tanta? Allora, io penso che la strada sia ancora tanta da fare, però un po' di ottimismo comunque si respira, cioè il fatto di poter uscire e poter un po' rivedere un po' di facce e di poter vivere un po' la città, sì, insomma, ci fa ben sperare. Secondo me è un falso cauto ottimismo perché la situazione è seria. Dobbiamo essere responsabili e consapevoli, non è finita purtroppo. La gente vuole ritornare a un anno fa, prima del Covid. Ma si è più tranquilli naturalmente, però nello stesso tempo si ha ancora un po' di paura, capisci? Il timore c'è sempre. Andiamo un po' adesso nello specifico, andiamo a vedere quali sono le disposizioni decise dai sindaci del Veneto per questo fine settimana per evitare di rivedere quel che si è visto negli scorsi weekend con assembramenti e situazioni un po' complicate da gestire. A Padova, ad esempio, hanno deciso di chiudere l'isola Memmia. Isola Memmia chiusa nel fine settimana dalle 14 alle 22. L'accesso al punto centrale di Prato della Valle sarà interdetto sabato e domenica, 2 giorni in cui si verificano spesso assembramenti e soprattutto di giovani. Il provvedimento è stato deciso al termine di un lungo comitato dell'Ordine della Sicurezza Pubblico che si è svolto giovedì pomeriggio in prefettura alla presenza di prefetto, questore, comandante dei Carabinieri e sindaco di Padova. La riunione ha confermato anche le misure anti-assembramento attuate già negli ultimi 2 fine settimana, come il senso unico pedonale lungo l'asse Corso Umberto via Roma, la zona centrale dove si concentra la folla di persone che nel fine settimana frequenta la città. La decisione di rinnovare le misure e di aggiungere il divieto di entrare nell'isola Memmia sono state decise dopo la valutazione dell'incremento di contagi registrato nella provincia di Padova, città purtroppo maglia nera per il numero di nuovi positivi che si registrano quotidianamente. Inoltre proprio l'isola Memmia la scorsa domenica è stata teatro di una zuffa tra minorenni sedata solo dall'intervento della polizia. Queste sono le decisioni padovane, sentiremo poi oggi, domani, nei prossimi giorni, quello che decideranno i vari sindaci per evitare, come dicevamo, assembramenti e problemi in questa fase molto molto delicata dell'emergenza coronavirus. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra poco.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che succede in Veneto e più nello specifico di quello che succede a Padova, perché stiamo aspettando il collegamento in Skype con la nostra Valentina Visentin dal capoluogo padovano per sentire al volo quali sono le ultime novità. Penso che possiamo già collegarci se ci fa un cenno di conferma. Allora, andiamo da Valentina Visentin a Padova. Valentina, sappiamo che è una giornata un po' di corsa, quindi facciamo un collegamento proprio volante, ti rubiamo un minuto e vediamo che sei nel giardino della nostra redazione in mezzo al verde, ma sappiamo anche che fra poco vi sposterete in centro storico per le ultime novità di Padova. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, sì, giusto per aggiornarvi perché poi vi racconteremo tantissime notizie nella edizione serale di Padova, ma intanto per fare il punto sulle misure in vista del fine settimana, misure anti-assembramento che sono state decise ieri nel tardo pomeriggio dal vertice che c'è stato in prefettura, cioè la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico che si tiene settimanalmente per mettere in campo le misure soprattutto in vista del fine settimana. Ebbene, per sabato e domenica confermate a Padova le misure che già sono state messe in atto negli scorsi fine settimana, ovvero il senso unico pedonale da Corso Umberto a Via Roma, dove si potrà procedere solo in direzione da Prato della Valle in su, mentre per tornare verso Prato della Valle sono consigliate altre strade del centro, ma la novità per questo fine settimana sarà la chiusura e quindi l'interdizione ai pedoni dell'isola Memmia, la parte centrale di Prato della Valle, dove spesso ci sono assembramenti durante il fine settimana e dove proprio domenica scorsa c'è stata anche una zuffa tra minorenni, quindi per evitare assembramenti e situazioni critiche è stata decisa la chiusura dell'isola Memmia per sabato e domenica dalle 14 alle 22, una decisione che il sindaco poi firmerà con un'ordinanza in queste ore e serve proprio per tutelare la città, visto che Padova purtroppo, ahimè, è maglia nera in quanto a numero di contagi quotidiani. Si tratta purtroppo della città con più contagi nelle 24 ore nel Veneto. Valentina, abbiamo anche notizie di cronaca da Padova in questo momento? Allora, al momento notizie di cronaca non ce ne sono, però diamo un'informazione di servizio per i cittadini padovani. Sta seguendo la collega Chiara Gaiani proprio in questi minuti la riapertura al traffico pedonale di una passerella, la passerella di Via Goito. C'erano giunte segnalazioni nelle settimane scorse di molti telespettatori che chiedevano quando la passerella veniva riaperta. Si tratta di un ponte che collega Via Goito, quindi una strada che poi fa parte del quartiere della Sacra Famiglia, con il centro storico e con il quartiere di Città Giardino. Questa passerella pedonale era chiusa per problemi di stabilità e erano necessari lavori di ristrutturazione. È arrivata finalmente l'agibilità e proprio in questi minuti dovrebbe essere riaperta al traffico pedonale. Quindi diamo anche questa risposta ai telespettatori che ci avevano chiesto nei giorni scorsi quando veniva riaperta la passerella di Via Goito. Molto bene, quindi confermiamo che la nostra redazione padovana è sempre a disposizione anche per rispondere a esigenze o risolvere qualche problema limitatamente a quello che possiamo fare, portando poi all'attenzione delle autorità di quello che ci viene segnalato dai cittadini. Ti confermo intanto che Padova è maglia nera purtroppo in questo momento in Veneto, con 218 nuovi positivi e con 5.625 casi attualmente positivi, quindi c'è una crescita, speriamo di non dover... Purtroppo c'è anche una situazione critica che riguarda una scuola media della città, la scuola Briosco, dove si registra purtroppo il decesso di un insegnante di inglese che è morta a causa del Covid, che aveva contratto poco prima delle vacanze di Carnevale. La professoressa aveva 49 anni e in questa scuola ci sono 4 classi in isolamento proprio per i contagi che ci sono stati da Covid in questa scuola. Situazione quindi da tenere d'occhio, la teniamo d'occhio nei nostri telegiornali. Valentina, noi ti ringraziamo per questo collegamento, vi lasciamo andare perché sappiamo che la giornata è densa di appuntamenti. Buon lavoro. Buon lavoro anche a voi, arrivederci. Torniamo in studio e da Padova andiamo a Vicenza con un contributo che ci arriva dalla redazione vicentina riguardante un'importante operazione della Guardia di Finanza. Ecco il contributo.
Sì, buongiorno, grazie per la linea. Siamo proprio qui nel comando provinciale di Vicenza con il comandante Crescenzo Sciaraffa e proprio ci illustrava i particolari di questa iniziativa, di questa ennesima sequestro, ma non è solo un'operazione ennesimo di sequestro del controllo delle imposte. Che cosa è successo in questa operazione cliché? Nell'operazione di polizia economico-finanziaria convenzionalmente denominata cliché vi è la caratteristica del fenomeno contrastato dell'apri e chiudi, cioè di iniziative imprenditoriali che si sviluppano nel brevissimo arco temporale, si concludono poi in evasione di imposta e con ulteriori danni anche alla concorrenza sul mercato. In questo caso il sequestro non solo del profitto illecito, bensì dei veri e propri attrezzi, macchinari e in particolare delle macchine da cucire, ha impedito per l'ennesima volta la ripetizione del fenomeno criminale apri e chiudi, perché il blocco delle attrezzature non ha più consentito di avviare una nuova impresa, lasciando in decozione le altre perché difettavano proprio degli attrezzi per poter ulteriormente eseguire le commesse che le aziende clienti gli facevano. Comandante, è la prima volta che succede questo tipo di operazione, cioè si sceglie in questo caso per fermare una macchina che altrimenti si ripeteva all'infinito senza incidere proprio sull'azione dei malviventi, della società. Proprio il sequestro di macchinari è una svolta. Rappresenta un punto di svolta sotto la guida della Procura Berica che ha inteso in questo modo arginare il fenomeno. Ecco, possiamo a grandi linee dire in che territorio si muovevano, quante persone, come proprio dei numeri proprio sull'operazione. Sull'operazione parliamo di 3 soggetti denunciati, rispettivamente i titolari di 3 ditte individuali che si sono succedute nell'arco di 1 anno e mezzo, 2 anni nel tempo sul territorio di Thiene. L'aspetto però è duplice, lo sottolineava prima in conferenza stampa, da una parte si sferma un illecito, dall'altra però si sa ma anche l'ambiente economico, cioè il danno era soprattutto per la società. Il vulnus è sia di matrice finanziaria, quindi in tema di entrate per l'erario, ma non solo, anche sotto un profilo economico, perché in questo momento c'è un difetto di occupazione, cioè le aziende tessili che invece vorrebbero entrare in quel mercato secondo le regole non troverebbero una concorrenza leale e quindi sarebbero penalizzate sotto un profilo economico di mercato e sotto un profilo quindi a questo punto occupazionale. Va bene, allora grazie. Allora intanto i dettagli poi dell'operazione questa sera, intanto ringraziamo il colonnello Sciaraffa. Grazie a voi. E vi restituisco la linea allo studio. Torniamo in diretta solo per ricordarvi che fra 10 minuti saremo collegati con la non più sede della Protezione Civile di Marghera, ma con la sede della Regione a Palazzo Balbi per importanti comunicazioni da parte del governatore Luca Zaia. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che succede in Veneto. Siamo già collegati con Palazzo Balbi, sede della Regione del Veneto. In questo momento c'è un po' di confusione all'interno della sala in cui si svolgerà la conferenza stampa di Luca Zaia in via straordinaria oggi fuori dalla sede della Protezione Civile di Marghera per comunicazioni molto importanti che riguardano la sanità del Veneto. Grazie alla regia di Alessandro Costacurta vi abbiamo già fatto vedere l'area della conferenza stampa. Allora, prima di andare a collegarci in modo definitivo con Venezia, sentiamo il grido d'allarme dei farmacisti che in questo momento particolare dell'emergenza coronavirus dicono di essere dimenticati. Siamo stanchi di non essere ascoltati, siamo stanchi di mettersi a rischio e mettere in gioco la nostra vita ogni giorno e quindi chiediamo che tutta la provincia, non una parte come è successo fino ad oggi che è stata coperta dal piano vaccinale, ma tutta la provincia, tutti i titolari, i dipendenti delle farmacie vengano vaccinati. Questa è un'urgenza sanitaria, un'emergenza sanitaria che non può prescindere dal ritenere la categoria dei farmacisti una categoria a rischio. È questo il grido d'allarme lanciato dalla categoria dalle 253 farmacie del Vicentino nelle parole del presidente Federfarma provinciale, ancora in attesa di un piano vaccinale che a tutt'oggi contempli l'urgenza della vaccinazione che riguarda la categoria.
con l'incolumità di farmacisti e dipendenti messa a rischio tutti i giorni. Voi avete già dato l'adesione da quanto tempo? Allora, mi sembra che sia già una decina di giorni che abbiamo già dato l'adesione per poter essere vaccinati, insomma. Però ancora? Però ancora non abbiamo sentito nulla, non so neanche se stiano provvedendo. A livello verbale continuano a dire che arriveranno anche da parte nostra, della nostra categoria, le vaccinazioni, però in questo momento finora non abbiamo visto ancora nulla. Un servizio pubblico che comunque deve rimanere aperto, ma con troppi rischi. Abbiamo aderito alla campagna vaccinale anti-Covid, abbiamo dato tutti i nostri dati con codice fiscale e i dati richiesti, però pochi giorni dopo è arrivata una mail dall'ordine dei farmacisti dicendo che era tutto sospeso e quindi non era fatto. E quindi adesso? E quindi adesso speriamo che ci vaccinino, perché noi penso siamo una categoria a rischio ben più degli insegnanti o di altri. Questo era l'appello dei farmacisti, di cui sicuramente parleremo nelle nostre edizioni dei telegiornali. Allora adesso andiamo, siamo già collegati, dicevamo, con Palazzo Balbi. Prima di andare a sentire le novità del Presidente Zaia, vi diamo le novità dall'azienda Zero della Regione del Veneto, arrivate poco fa. Allora, a questa mattina alle 8 erano stati riscontrati 701 nuovi casi positivi, che sommati ai 473 di ieri pomeriggio fanno 1174 nel giro di 24 ore. È un dato decisamente in crescita rispetto a quello che avevamo visto nelle ultime settimane, per un totale di 23.439 casi attualmente positivi nella nostra regione. Il dato è in crescita perché siamo arrivati a 331.451 complessivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus. I negativizzati sono 298.198, purtroppo sono da segnalare anche i 9.814 decessi con il coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto importante perché ci dice la situazione degli ospedali. Questa invece è sempre in miglioramento, magari lieve ma in miglioramento. Siamo a 1197 persone ricoverate in area non critica, di cui 784 ancora positive e 413 che si sono negativizzate. Sono 134 invece le terapie intensive impegnate, di cui 106 con persone positive e 28 con persone che si sono negativizzate. Sono una in meno le aree non critiche impegnate con pazienti affetti o non più affetti a coronavirus, e 4 terapie intensive in meno rispetto a ieri. Purtroppo sono da segnalare anche 4 decessi. Questa era la tabella dell'emergenza coronavirus aggiornata a questa mattina, quindi dicevamo quasi 1200 casi nelle 24 ore, un dato che non lascia del tutto tranquilli. Fa ben sperare invece il fatto che gli ospedali si stiano svuotando, quindi il mix di tutti questi dati dovrebbe consentire al Veneto di restare ancora in zona gialla. Verrà diffuso oggi come sempre la nuova mappa delle regioni d'Italia. Questa era l'emergenza coronavirus dal punto di vista dell'azienda Zero. Noi con un occhio teniamo sempre bene in vista la sede di Palazzo Balbi della Regione per la conferenza stampa di Luca Zaia. Vediamo che non arrivano ancora notizie della presenza del governatore, quindi torniamo in studio e andiamo a vedere invece i dati aggiornati a ieri sera sulle vaccinazioni di cui si parla da molto tempo. Mancano le dosi, ovvero le dosi ci sono ma in misura minore rispetto agli accordi che sono stati presi, c'è la volontà di andarle a reperire in modo autonomo, insomma tutta la situazione molto complicata di cui abbiamo parlato in questi giorni. Allora, a ieri sera erano state somministrate queste dosi nelle varie US del Veneto. US 1 16.116, la Marca Trevigiana 51.296, 40.000 nella Serenissima, che vanno sommate però all'US 4 Veneto Orientale, quindi con 11.000, quindi fa ormai 52.000 dosi somministrate, 18.000 per la Polesana, 51.000 per l'US 6 Euganea, cui però va sommato l'azienda ospedaliera ne ha fatte 10.000,
l'ULSS 7 Pedemontana 24.000, l'8 Berica 33.000, quindi la provincia di Vicenza siamo ormai a quasi quota 58.000, la Scaligera 45.000, l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona 10.000, l'istituto oncologico Veneto 1.511. Totale delle dosi somministrate in Veneto è di 315.262. Questo dato però va visto assieme al dato successivo, ovvero al fatto che le persone totali che hanno, cioè il numero di persone complessive che hanno avuto una dose di vaccino è di 204.744, mentre il numero dei cicli completi, quindi delle persone definitivamente vaccinate, è di 110.588. Questi sono dati relativi a ieri sera, dati ufficiali che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, quindi ricordiamo 118.588 persone che hanno ricevuto il ciclo completo di vaccinazione. È un po' un dato che dovrà crescere se vogliamo arrivare a una copertura importante, la cosiddetta immunità di gregge, che dovrebbe arrivare prima di poter tornare a una normalità. Ci fa notare qualche nostro telespettatore che il termine immunità di gregge non è gradito, perché parliamo di persone, non di animali di gregge, però purtroppo è un termine tecnico che viene utilizzato anche nell'organizzazione di queste campagne vaccinali, quindi noi ci limitiamo a riportarlo perché è un modo di dire, quindi lo usiamo così, non c'è certo una mancanza di rispetto nei confronti delle persone. Dicevamo, raggiungere l'immunità di gregge sarà importante e per farlo bisognerà vaccinare, secondo le ultime informazioni, il 75% della popolazione. Si è alzata questa quota perché l'arrivo della variante inglese e di altre varianti rischiose aumenta la forbice, allarga la forbice, quindi bisognerà arrivare a vaccinare il 75% dei veneti, che è un bel numero di persone in tempi molto rapidi se si vuole superare l'impasse in cui stiamo vivendo. Zaia ha detto nelle precedenti conferenze stampa che il Veneto è in grado di vaccinare 1 milione di persone al mese a pieno ritmo, quindi si può fare in tempi abbastanza rapidi. L'importante è che ci siano tutte le dosi necessarie. Sulle dosi c'è una bagarre molto complicata a livello nazionale. Sentiamo poi se il governatore, a margine della conferenza stampa odierna, dirà qualche cosa, fornirà qualche informazione. Allora, torniamo a vedere con la regia di Alessandro Costacurta la sede della protezione civile, la sede di Palazzo Balbi. Siamo talmente abituati a parlare della sede protezione civile di Marghera che anche oggi invece non c'è il simbolo della protezione civile, non c'è il leone dietro i microfoni destinati al governatore Luca Zaia. Vediamo però che è tutto pronto, i nostri giornalisti sono sul posto, i nostri operatori sono sul posto per seguire la conferenza stampa. Non ci danno ancora novità sull'arrivo di Zaia, però stiamo collegati, stiamo qui perché dovrebbe iniziare a momenti la conferenza stampa del governatore Zaia. Vediamo un po' di movimenti, intanto noi andiamo alla ricerca di qualche informazione. Allora, nel frattempo dall'ANSA nazionale ci fanno sapere che 4 regioni rischiano di passare in fascia arancione, addirittura 2 rischiano di passare in zona rossa. Secondo i dati dell'ultimo monitoraggio disponibile, ovvero quello della settimana scorsa, a rischio di restrizioni maggiori sono Abruzzo e Umbria, con l'Abruzzo che aveva un RT nel limite inferiore di 1,11 e un rischio moderato, ma con un'alta possibilità di progressione all'alto, e la seconda con un RT nel limite inferiore a 1,12 e un rischio alto. Sono invece Basilicata, Lombardia, Marche e Piemonte che rischiano di entrare in zona arancione. Sono in bilico fra giallo e arancione Friuli, Venezia Giulia, Lazio e Puglia. Quindi questa è la lista delle regioni a rischio per la giornata di oggi. Vediamo che l'agenzia stampa nazionale non riporta in alcun modo il Veneto.
quindi possiamo in teoria stare tranquilli per le prossime ore. Il Veneto resterà in zona gialla. Quello che succederà la settimana prossima lo vedremo quando sarà il momento, perché insomma la situazione è davvero molto complicata. Allora, il collegamento sempre con la sede della regione a Palazzo Balbi, vediamo che c'è l'ufficio stampa del governatore, c'è l'assessore Lanzarin che fa un po' le veci del padrone di casa in attesa di Luca Zaia. Sentiamo anche da qui la grande tensione, la grande aspettativa che c'è a Palazzo Balbi a Venezia, perché le notizie che arriveranno fra pochi istanti saranno molto importanti, riguarderanno il nuovo assetto della sanità regionale di tutte le ULSS del Veneto. Avremo i nomi di tutti i nuovi direttori generali. C'è qualcuno che alza le braccia, probabilmente in segno di giubilo, perché forse siamo arrivati a un momento importante. Ecco, si sta muovendo qualcosa, quindi stiamo pronti a passare definitivamente la linea con la regia di Alessandro Costacurta a Venezia. Vediamo l'assessore Lanzarin che dà delle indicazioni su dove sedersi e cosa fare. Dovremmo esserci ormai, ci siamo, perché ci dicono che sta arrivando Zaia. Ci confermano che arriva. State con noi ancora qualche istante, inizia la conferenza stampa, poi vi ricordiamo che tutto quello che abbiamo visto durante questa fase della nostra informazione lo vedremo nei telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera, con tutti gli approfondimenti del caso, naturalmente le interviste ai nuovi direttori generali delle ULSS del Veneto, di cui scopriremo i nomi solo fra pochi istanti, perché naturalmente Zaia, lo sapete, ci ha abituato a queste sorprese dell'ultimo minuto. Ci fanno sapere. Allora, abbiamo un'anteprima su vari nomi, però quello che ci arriva in questo momento è il nome del direttore dell'ULSS 7 Pedemontana, che adesso vediamo se darlo oppure se lasciare la parola direttamente a Luca Zaia. Qualche nome ce l'abbiamo, però naturalmente per poi non è il caso di lanciare indiscrezioni su queste dinamiche, per poi magari essere smentiti, perché come dicevamo poco fa Zaia ci ha abituato alle notizie all'ultimo minuto in questo genere di situazioni, naturalmente non nelle notizie di programmazione, organizzazione e logistica, ma nei nomi. Ricordiamo gli assessori, c'è stato il silenzio assoluto fino a un minuto prima della conferenza stampa. Eravamo qui in diretta anche quel giorno, sempre da Palazzo Balbi. La nuova giunta veneta è stata svelata nel momento in cui gli assessori si sono presentati nella sala conferenze di Palazzo Balbi, per essere poi presentati nome e cognome da Zaia. Poi ci ricordiamo com'è andata, gran parte della giunta arrivava dalla precedente amministrazione Zaia, e pare che stavolta invece con i nuovi direttori ci sia qualche cambiamento. Ci danno i nostri giornalisti, noi abbiamo Ilaria Marchiori sul posto della redazione di Venezia, che ci conferma che sta per iniziare. Se vediamo sono tutti accomodati, sono tutti seduti, e sentiremo, ripetiamo, i nomi dei nuovi direttori che dovranno traghettare, si spera, la sanità veneta verso la fine dell'emergenza, quindi gestire, toccando ferro con tutti gli scongiuri del caso, un'ipotetica terza ondata che speriamo non debba arrivare, per gestire il grosso delle vaccinazioni, per gestire l'uscita dall'incubo e il raggiungimento di una nuova normalità. Vediamo e vedremo che cosa succederà. Vi lasciamo al governatore. Buongiorno. Scusate un attimo. Sì, grazie, buongiorno a tutti, scusate un attimo di ritardo. Oggi abbiamo due cose, una prima che è una consuetudine, che è il bollettino, che è giusto non dimenticare, e poi mi metterei...
metterei qui, e poi passiamo anche alla nomina dei direttori generali e della presentazione della squadra. Il bollettino lo faccio velocemente. Approfitto intanto per partire subito con le due tabelle classiche, i tamponi molecolari e i tamponi rapidi. 3.162.479 tamponi rapidi e 4.022.126 tamponi molecolari. Se l'assessore Lanzarin viene qui e il dottor Floro, così siamo pronti per dopo. I positivi nelle ultime, I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.174, che rapportati ai 38.483 tamponi danno un'incidenza del 3,3%, 3,05. Una lenta, timida crescita dell'incidenza sui tamponi che facciamo. Positivi in totale sono positivi in totale sono 331.451 dall'inizio. I positivi oggi sono 23.439. Vi faccio notare che è il primo giorno che aumenta. I ricoverati totali sono 1.331, dei quali 134 in terapia intensiva e il numero è invariato, e per fortuna continua a calare, quindi siamo al 55esimo giorno. 1197 in area non critica, meno 20. Totale dei decessi più 23, 9.814. Dimessi 15.912. Ne approfitto anche per fare gli auguri a due signore che vaccineremo velocissimamente, alla signora Gemma Furlan di 100 anni di Codogné, che è quasi la mia paesana, e Gemma Furlan, la signora Furlan, Gemma Furlan di 100 anni di Codogné, e la signora Dorina D'Este di 101 anni di Marcon, e quindi facciamo gli auguri a entrambe le signore. Detto questo, riportiamo tutto qua. Allora, siamo pronti siamo pronti, se abbassate un po' il microfono, forse adesso è il caso, sì, grazie, perché siamo più vicini. Siamo pronti per la presentazione ovviamente della nuova squadra. Vi devo dire che è un impegno non facile, ci ha visto impegnati il sottoscritto, l'assessore, il dottor Flor. Avevamo 101 candidati, se non ricordo male. Vi ricordo che il tutto lo si fa con un bando, un avviso, dopodiché ci sono le acquisizioni di disponibilità, bisogna che i direttori siano iscritti a un albo nazionale, insomma c'è tutta una procedura che poi, se voleste averne contezza, vediamo di fare in modo anche di farvi una scheda di come procede la nomina. È stata fatta una selezione, sono state fatte valutate i curricula, sono state valutate le storie personali e ne è venuta fuori una squadra. E la squadra è una squadra, a mio avviso, che ha assolutamente le prerogative per fare un bel lavoro. Vedrete che ci sono tanti medici, quindi tante professioni mediche, vedete che ci sono delle riconferme, dei debuttanti, e avrete modo anche di verificare, insomma, che poi nella presentazione ve li presentiamo, e ognuno di loro ha delle caratteristiche che abbiamo considerato utili per il contesto, per le problematiche e per l'idea di sviluppo che vogliamo dare alla singola ULSS. Adesso io approfitterei per chiamarlo qui uno ad uno, magari la procedura potremmo fare che prima li chiamo e li presento tutti, poi facciamo una firma a seguire. Allora, chiamo qui innanzitutto per la ULSS 1 Dolomiti la dottoressa Maria Grazia Carraro. Prego dottoressa, raccogliamo un applauso, che è anche emozionata. È inutile che vi dica che la dottoressa Carraro è stata direttore sanitario nella Veneto Orientale, è stata direttore sanitario all'azienda ULSET di Pieve di Soligo, è stata anche direttore
medico presso l'ospedale, sempre in azienda 7 di Pieve di Soligo, e si è occupata anche volontariamente di Oras e quindi di tutto vi ricordo di quell'azienda che era pubblico-privata, adesso è tutto pubblica, che è la nostra ospedale di riabilitazione, per capirci, è uno dei presidi più importanti a livello nazionale per attrattività. A lei abbiamo affidato questo incarico di direttore generale dell'ULS 1 Dolomiti, e a lei affidiamo un compito, diciamo, sicuramente impegnativo, che non è solo quello della salute dei cittadini della provincia di Belluno, che è già un compito, diciamo, sublime e diciamo elevato, ma anche quello di far pensare a tutti voi che lei sarà la donna delle Olimpiadi, perché, come le dico sempre io, tu non sai mai chi potrebbe aver bisogno della serenità nel momento in cui ci saranno le Olimpiadi, e ti faccio pensare che come si può dire, il mondo Olimpiadi ha sicuramente una movimentazione di cittadini paurosa dal mondo, quindi un privato che abbiamo su Cortina sul quale portare avanti, diciamo, l'operazione che è stata fatta, e poi il tema delle Olimpiadi, il dialogo nei territori, il Feltrino, l'Agordino, il Comelico, insomma tutte le valli, Belluno, Feltre, gli ospedali, insomma Pieve di Cadore, adesso avrò dimenticato qualcuno, farà una class action sicuramente, però quindi grazie e buon lavoro. Grazie. Poi passiamo, resta pure qui, guarda, grazie. Alla US 2 Marca Trevigiana, una riconferma, dottor Francesco Benazzi, eccolo qua, lo salutiamo, un applauso. Il dottor Benazzi ha l'esperienza che conoscete, ne cito quelle delle ultime esperienze, è stato direttore a Treviso, quindi alla US di Trevigiana, della Marca Trevigiana, negli ultimi 5 anni. Prima era ovviamente a Padova, voi sapete che ha fatto la territoriale su Padova, al Campo San Piero, e poi altre esperienze da direttore di distretto, insomma tutte le esperienze personali che ha. Treviso si ritrova davanti un primo anno accademico iniziato, e quindi 5 anni di università, 6 anni di università, si trova davanti un ospedale che diventa un ospedale universitario che ormai è in fase di conclusiva, con 1000 posti letto ad alta specializzazione, ha un territorio importante e complesso, con città nelle quali ci sono anche, come si può dire, come potremmo definirle, delle compartecipazioni sanitarie. Pensate a Castelfranco con lo IOV, piuttosto che all'Oras di Motta di Vivenza, e quindi tutto il tema riabilitativo, e poi comunque delle grandi città come Montebelluna, Treviso, Conegliano, che hanno una tradizione sanitaria che storicamente è sempre stata di qualità, e speriamo che ce la restituisca alla fine ancora più di qualità. E quindi buon lavoro anche al dottor Benazzi. Alla 3 la Serenissima, perché quindi avete capito che la 3 è Serenissima, anzi facciamo un'altra roba, scusatemi un attimo, così la capite meglio la battuta. All'azienda ospedaliera di Padova la affidiamo al dottor Dalben. Dottor Dalben, anche lui non ha bisogno di presentazioni, è direttore generale uscente dalla Serenissima, poi è stato nel 2016 azienda di Chioggia e di Mirano, e ancora la veneziana, insomma commissario di Chioggia, potrei dire un sacco di cose. Lui viene dall'esperienza del sociale, viene dal territorio, e a lui affidiamo questa nuova avventura dell'azienda ospedaliera di Padova. Ringrazio il professor Rizzuto, e lo ringrazio veramente di cuore per aver dato subito l'assenso, so che si sono incontrati, la proposta, sapete come funziona, propone il Presidente della Regione, viene accolto il nome, il professor Rizzuto, ci siamo sentiti, ha dato subito il suo benestare. Dottor Dalben sarà l'uomo della transizione, no? Che è passare da un posto all'altro, ovvero ci sarà di mezzo il nuovo Policlinico Universitario, rapporti sempre più solidi con l'Università di Padova, raccogliendo testimoni da un bravo direttore che ha fatto un grande lavoro, che è il dottor Flor. E è un in bocca al lupo per questo nuovo grande impegno, e quindi veramente buon lavoro dottor Dalben. E all'azienda Serenissima, alla 3, ci va una new entry, e lo chiamiamo qui Edgardo Contatto. Dottor Contatto, eccolo qui.
alla fine quando avrete visto Contatto con una T solo, Edgardo Contatto, quando avrete visto la squadra completa direte che è venuta fuori, ed io cito sempre la pietà di Michelangelo, stavolta penso di aver tolto veramente tutto il marmo in più. E Edgardo Contatto è stato, oltre che direttore sanitario uscente di questa ULSS della Polesana, e quindi della Polesana, è stato anche direttore operativo dell'area vasta Emilia Centrale presso l'ULSS di Ferrara. Ha esperienze variegate, diciamo, del mondo della sanità, è un medico. E fra l'altro c'è un piccolo aneddoto, parlando, perché poi io faccio i colloqui, parlo di tutto nei colloqui, a un certo punto ha fatto l'errore di dirmi: ma io sono figlio di contadini, che è un merito oltretutto, è un grande merito. E io ho detto: basta, qua magari mi dice così, gli ho detto a bruciapelo, ho detto: dimmi come si fa a nascere un vitello. Cioè, mi ha stupito. E se considerate che è andato nel pratico, spiegandolo bene, direi che insomma è un uomo che conosce la vita, e questo veramente, e penso che sia anche, lui, come moltissimi dei nominati, insomma, rappresentano anche, poi ci sarà un nominato in particolare dove voglio sottolineare questo, un incaricato, non nominato, dove un percorso di vita arriva, è l'esempio di tutti, però insomma c'è anche qualche aspetto da sottolineare, insomma, no? Di questo popolo che cresce, che non conosce le lauree, non conosce magari poca scolarizzazione, quello che è, insomma, tutti abbiamo queste origini, e poi si arriva, insomma, ad avere un figlio medico che riesce anche ad avere una responsabilità così grossa, dottor Contatto dell'ULSS veneziana, e quindi te la affidiamo veramente con cura, perché è stata tenuta con cura fino adesso. Eccolo qua, anzi no, aspetta, perché sono come in casino. All'ULSS 7 Pedemontana, no, ho saltato apposta perché se no non libero il posto, no. Alla 7 della Pedemontana ci va il dottor Carlo Bramezza, eccolo qua in un ULSS che è un ULSS, ci deve essere scritto, è un ULSS che è un ULSS, che ha senso di esistere. Dottor Bramezza ha già un ospedale pronto da inaugurare a Gasiago, finito. Ce n'è un altro che è una perla, che è Sant'Orso, che è nuovo, che è da elettrizzare, in senso pulito, perché poi qua bisogna stare attenti. Voi sapete, ve l'ho detto, Benny Hills e Mr. Bean ha detto che non fa più satire, per ogni parola che dice c'è qualcuno che fa un comitato contro. Adesso elettrizzare intendevo dire dare un po' di effervescenza, perché noi crediamo in questa ULSS. E poi c'è Bassano, che completa il territorio. Quindi veramente al dottor Bramezza un in bocca al lupo, ha fatto un ottimo lavoro nella sua ULSS di provenienza, che è quella ovviamente del Veneto orientale. Fra l'altro lui è stato anche direttore generale oltretutto su San Donà a suo tempo, è stato poi anche direttore di casa di riposo a Villorba. Ha un profilo amministrativo, lui è laureato in giurisprudenza, però ha dimostrato, pur non essendo medico, di aver saputo integrare e gestire i fattori della produzione. E lo dico perché in Pedemontana ci aspettiamo un ottimo lavoro, quindi in bocca al lupo e buon lavoro. In Veneto orientale chi ci va? Dottor Mauro Filippi. Eccolo qui. Il dottor Mauro Filippi ha una storia particolare di studente lavoratore, cioè 4 giorni a lavorare, 3 all'università, ed è un rappresentante, la punta di diamante di quello che sono le professioni sanitarie. Qui è laureato nelle professioni sanitarie, scienze infermieristiche, e penso che sia il primo direttore generale d'Italia laureato in scienze infermieristiche. Vogliamo dare un segnale anche qui? Facciamole un applauso. Nel frattempo, oltre a lavorare, studiava e si è fatto anche 2 lauree. Lui è il classico esempio di colui che è partito dalla catena di montaggio e è arrivato all'amministrazione delegata. E penso che questo sia un bel segnale per i giovani, per chi
ancora voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo, e come dico io, solo i pessimisti non fanno fortuna. Lui ne è forse la dimostrazione plastica più evidente oggi, senza nulla togliere a tutti noi che ci chiamiamo fuori. Però ci tenevo a dirlo, lui è stato ovviamente ad oggi è direttore ad interim del UOC disabilità e non autosufficienza della ULS, dove va a fare il direttore generale, quindi territorio, sociale, eccetera, conosce benissimo questa ULS, e io gli auguro veramente un buon lavoro, perché ha una doppia responsabilità, perché poi questa è un ULS che un po' è una ULS da metamorfosi, no? D'inverno va, diciamo, un po' calando, d'estate arrivano milioni di utenti. Pensate che solo il Cavallino fa 6 milioni di presenze turistiche, poi passi a Caorle, a Jesolo ne fanno altre 8-9 milioni, poi risali, c'è il Porto Santa Margherita, Eraclea, Bibbione, insomma ce ne hai per tutti i gusti, Caorle, e quindi veramente buon lavoro. Ma siccome abbiamo liberato la 5, la Polesana, chi ci va alla Polesana? La dottoressa Patrizia Simeonato, eccola qui. Intanto mi sento di ringraziarla, perché io penso che non so quante telefonate ha preso da me in questo anno, nel senso che lei è la donna del camion di respiratori della Svizzera, è la donna delle mascherine, è la donna di tutti, con tutta la sua squadra ovviamente, con tutta la sua squadra, cioè voi capite l'angoscia delle telefonate a fine febbraio, primi di marzo, non c'era una mascherina, e capite il rischio di comprare, oggi che si parla tanto di vaccini, capite il rischio di firmare e comprare vedendo nomi che non è che erano fornitori ufficiali, però siamo riusciti a portare a casa, avere i magazzini pieni, e posso dirlo, siamo l'unica regione ad oggi che può dire di non aver avuto uno scatolone vuoto consegnato. Avete notato che non... Perché? Perché come c'è stato un vaglio, un crevello, insomma è stato sempre il suo mestiere, ed è giusto adesso farle provare una nuova esperienza. Lei è stata allo IOP, è stata l'azienda ospedaliera, e penso che sia naturale evoluzione approfittare di questa evoluzione di professionalità e andare sul territorio. È una ULS, anche questa estesa, però sono convinto che darà soddisfazioni. Dopo voglio ringraziare i direttori uscenti, stavo citando il dottor Compostela, ma li ringrazio dopo. È stata gestita bene questa ULS, e per cui è fondamentale che venga assolutamente, passi in mani buone, si faccia una bella squadra e si vada avanti. Prego. Alla ULS 6, chissà se ti risponderà ancora al telefono con gli off record dopo. Io ti ho detto ieri che tu con le figurine panini non hai tanta dimestichezza. A Leuganea? Il dottor Paolo Fortuna. Prego, dottore. Mi sa che il tuo direttore non te le fa fare più le figurine a panini il prossimo giorno. Beh, insomma, hai azzeccato le ovvietà. Allora, io ringrazio il dottor Fortuna. Chi è il dottor Fortuna? È il direttore dei servizi sociosanitari della stessa azienda che va a governare. Significa uomo che conosce il territorio, che ha rapporti con i sindaci, che conosce l'apprensione sociale dei problemi. A lui affidiamo questo nuovo compito. E lui è stato anche, ovviamente ha lavorato in Friuli Venezia Giulia, responsabile distretto Codroipo in Friuli Venezia Giulia, è stato anche responsabile dell'UOS adulti e anziani della Berica, quindi ha un'esperienza anche nei nostri territori. È medico, ovviamente io mi sono dimenticato di dire i medici, ma comunque lo sapete, insomma. Dottoressa Simeonato è laureata in scienze politiche, medicina, scienze infermieristiche, giurisprudenza e medicina. E quindi buon lavoro, ve lo dico adesso per non ripeterlo dopo. Abbiamo fatto questa scelta ragionando in binomi, azienda ospedaliera, territorio, sia per Padova che per Verona.
chiedendo al massimo, investendo al massimo sul dialogo tra il territorio e le aziende ospedaliere, sia rispetto alla Scaligera sull'azienda ospedaliera di Verona che sull'azienda ospedaliera di Padova rispetto all'Eugania. Buon lavoro. Alla Berica, che ci va? Che figurina hai messo te? Allora alla Berica ci va la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, eccola qui. Allora, io ho già incrociato più volte la mia esperienza di governatore con la dottoressa, perché lei è stata direttore generale della Scaligera quando io ho esordito, dal 2008 al 2015. La Scaligera allora era la 20 di Verona, e poi è stata direttore medico dello IOV e poi direttore sanitario sempre dello IOV di Padova. La dottoressa ha un'esperienza che è in grado di affrontare un'ULSS complicata ma entusiasmante come quella di Vicenza. Complicata lo dico perché comunque è piena di input, no? Cioè, da un lato i territori, i privati, eccetera, ci sono delle ULSS che hanno molta più, diciamo, eterogeneità di input. È un ULSS che ha come, anche qui, l'idea che abbiamo avuto è quella di pensare anche qui a incentivare ancora di più il dialogo tra la Berica e la Pedemontana, quindi ci sarà questo binomio Bramezza-Bonavina, Bonavina-Bramezza, e penso che farà sicuramente un bel lavoro. Abbiamo in piedi la conclusione dell'ospedale di Arzignano, insomma di tutta la partita Montecchio Arzignano, scusate, giusto, grazie, è come dire Friuli o Friuli Venezia Giulia, è un'assicurazione sulla vita, Montecchio Arzignano, e le auguro buon lavoro, grazie, buon lavoro. E poi passerei alla Scaligera, il dottor Nicola Pietro Girardi, che è direttore uscente, è stato fra l'altro direttore generale della 20 anche a Verona, dopo la dottoressa Bonavina, è stato anche commissario della 21, quella di Legnago, e della 22 di Bussolengo nel passaggio. Il dottor Girardi è stato anche direttore generale ad Adria. Io mi ricordo che allora quando ti nominai ero uno dei più giovani, ed è stato anche, se non ricordo male, amministrativo allo IOV. E dopo so anche altre robe del curriculum, però insomma mi fermo qui. Nel senso che uomo con profilo amministrativo, non è un medico, che ha fatto esperienze variegate, è passato dallo IOV, è passato ad Adria e quindi nel Polesine, è stato nel Veronese, continua nel Veronese. Anche qui chiediamo un ulteriore scatto in avanti per far decollare definitivamente questa ULSS, che è un'ULSS impegnativa, molto grande, perché è un'ULSS molto grande che va da Malcesine fino giù ai confini con i territori fuori regione, e buon lavoro, ne hai bisogno, buon lavoro. E poi Dulcis in fundo, io ho chiamati tutti? No, non li ho chiamati tutti. Ah no, sì, scusate, ne ho 3, ancora 4. Avevo già razionalizzato, pensa a te, non scriverlo domani. Allora, il dottor Callisto Marco Bravi all'azienda ospedaliera di Verona. Marco Bravi. Dottor Bravi è stato dal 2016 al 2018 direttore generale dell'azienda sociosanitaria territoriale Sette Laghi di Varese, e da gennaio a febbraio 2019 è stato responsabile dell'intera operativa complessa sistemi informativi aziendali presso l'azienda di tutela della salute della Brianza, Monza, e ad oggi è direttore sanitario aziendale presso l'azienda sociosanitaria territoriale di Bergamo. Allora, dottor Bravi, vi svelo un segreto, l'abbiamo scelto leggendo il curriculum, punto. Nel senso che ci è balzato agli occhi questo curriculum, lo ringrazio per la disponibilità, lo abbiamo trovato super motivato, innamorato del Veneto, anche perché c'è qualche parentela sul Veneto, e nel senso che la moglie, se non ricordo male, no? Veneta, di dove? Ha una forte esperienza, è un uomo che guarda al futuro pensando alle nuove tecnologie, insomma all'innovazione nella sanità,
ha un bel curriculum, è medico, e ringrazio anche qui il professor Nocini con i quali ci siamo trovati subito d'accordo, e quindi grazie e buon lavoro dottor Bravi. E poi chiamo la dottoressa Benini, sì, non sai che sei stata brava, restava lo IOV. La dottoressa Benini affidiamo lo IOV e lo facciamo veramente con serenità, e glielo affidiamo, medico, un'esperienza assolutamente che non serve neanche stare qui a dire, ne cito solo alcune: direttore della funzione ospedaliera dell'UST 9 di Treviso, è stata a Padova direttore sanitario della 16 a Padova, è uscente direttore sanitario di tutta l'Euganea, e ha avuto molteplici incarichi. A lei spetta di farlo decollare, e c'è anche qui una particolarità, me lo ricordava stamattina e me lo faceva notare l'assessore Lanzarin, è la prima direttore generale dello IOV medico nella storia dello IOV. C'è stato il dottor Muzio, c'è stata la dottoressa Simeonato, c'è stato il dottor Roberti, adesso la dottoressa Benini, che si occuperà dell'integrazione della rete oncologica veneta, del fatto di farlo veramente volare questo IOV, anche perché i presupposti adesso ci sono tutti, nel senso che tutti quelli che sono venuti prima hanno fatto un bel lavoro. Infine, ma non infine, sì, dopo non l'ho inventato, il dottor Roberto Tognolo, che coglierà il testimone della dottoressa Simeonato all'azienda Zero. Roberto Tognolo, laureato in scienze politiche, e inutile che vi dica che è stato direttore della struttura complessa servizio risorse umane dell'azienda 6 di Vicenza, quindi risorse umane a Vicenza, poi vediamo queste schede, direttore amministrativo presso l'azienda sempre vicentina, e poi è stato ovviamente direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera di Padova. Il dottor Tognolo ha i numeri, le professionalità per raccogliere il testimone. Io spero che finisca anche il Covid, così non ti massacreremo con telefonate di ansia per sapere se ci sono mascherine, se ci sono dispositivi, i camici, i guanti. Se ne trovano adesso guanti? Finalmente, perché abbiamo avuto un periodo dove non c'erano guanti. È roba di 2 o 3 mesi fa, sì, non di tanto tempo fa. I calzari, c'è avuto il periodo dei calzari, il periodo dei camici. Abbiamo scandito un anno da periodi. E, ragazzi, se fossi la madre dei Gracchi cosa direi? Ecco i miei gioielli. Cornelia diceva questo dei 2 Gracchi, no? No, nel senso che veramente io li ringrazio per aver colto questa chiamata. Abbiamo cercato assieme di disegnare una squadra che sia eterogenea, che si vada a integrare nei territori dove ci deve essere necessariamente il dialogo. Insomma, come i virus non conoscono confini, non li conoscono neanche i malati, quindi anche il tema della mobilità dei malati sul territorio, insomma, se a Vittorio Veneto c'è il centro che opera il 70% dei tumori alla laringe, è inutile che ne facciamo uno a Conegliano o uno a Belluno, perché comunque oggi dobbiamo puntare sulla specializzazione, e così se alla Scaligera, anzi l'azienda ospedaliera di Verona, c'è il centro di riferimento per il tumore al pancreas, è giusto che nessuno altro pensi di mettere in piedi altri centri simili. E per tutta una serie di centri, di attività, guardate, le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne. Noi vediamo che quando arriva l'uomo o la donna giusta sul posto giusto, il reparto cresce, l'attrattività cresce e soprattutto crescono i team. Ai direttori ho detto: fate crescere le squadre. E io a loro ho chiesto legalità e scegliere i migliori. Punto, c'è altro da aggiungere. Lasciatemi ringraziare i direttori uscenti. Voglio ringraziare il dottor Rasi. Con il dottor Rasi ho condiviso un percorso molto lungo. Io l'ho avuto quando sono arrivato in regione, lui era direttore generale, direttore della programmazione, come si dice, in regione. L'ho nominato a Belluno, ha fatto un bel lavoro, abbiamo fatto le inaugurazioni, consegna ovviamente la dottoressa Carraro una US a posto, in regola, adesso basta farla correre di più. E quindi grazie di cuore al dottor Rasi. Poi se dimentico qualcuno ditemelo, perché non è facile a memoria così.
Ma vabbè, provo a ricordarmi che poi non dicono gli ho letto sul foglio, questi fanno queste robe dopo. E dopo voglio ringraziare scendendo il dottor Compostella della Polesana. Il dottor Compostella è stato fra l'altro anche direttore dell'ARS, ecco, grazie, non mi veniva il nome, è stato direttore dell'ARS quando io ero assessore, poi è stato a Bassano, insomma il dottor Compostella ha fatto un lavoro eccezionale a Rovigo, inutile che ve lo dica, basterebbe andare in quei territori per capire, insomma, e stiamo sempre parlando di professionisti che hanno gestito l'ultimo anno di Covid, se no de patatine, stiamo parlando di gente che ha vissuto l'ultimo anno in trincea e quindi li voglio ringraziare. Dottor Scibetta sicuramente ha dato un bel impulso all'ULSS Euganea, lascia un testimone nella squadra che la dottoressa il dottor Fortuna e la dottoressa Benini, quindi una scuola che continua a crescere. Lo ringrazio per quello che ha fatto, per la disponibilità. Il dottor Scibetta significa per noi Schiavonia, tutte queste storie che sapete, insomma io devo riconoscere l'impegno dei miei direttori e soprattutto ringraziare anche un po' con un po' di rammarico per i saluti che devo fare, sono tutte persone che vanno in pensione oltretutto, come voi sapete, e quindi grazie anche al dottor Scibetta. Lo IOV, dottor Roberti, ringrazio il dottor Roberti con il quale abbiamo condiviso una sfida che è stata prima quella di Treviso, poi quella della Pedemontana ed infine quella dello IOV, quindi grazie anche al dottor Roberti che si è trovato 3 situazioni completamente differenti da gestire, da un ULSS territoriale a una nuova ULSS, un ULSS territoriale consolidata che era quella di Treviso, una nuova ULSS dove ha fatto esordio a Bassano e poi lo IOV in questi ultimi anni. E quindi grazie anche veramente al dottor Roberti, perché anche rispetto allo IOV non sono stati anni facili, insomma non stati anni di crescita, sono stati gli anni per dire del satellite di Castelfranco, sono stati gli anni della programmazione della rete oncologica veneta, insomma, che poi si ha ereditato come lavoro anche dalla dottoressa Signonato. Ringrazio il dottor Pavesi che ho sentito, non va in pensione ovviamente, che ho sentito appunto quando mi ha comunicato di questa sua scelta, gli ho inaugurato un in bocca al lupo e lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, perché lascia alla dottoressa Bonavina e al Veneto lascia un ULSS in ordine. E questo è fondamentale. Poi ci saranno ovviamente robe da fare, da crescere, da continuare a crescere, però volevo ringraziare anche lui. Ringrazio per il bel lavoro e per il sacrificio, per l'impegno, anche per, come si può dire, per le criticità che poi si è trovato ad affrontare il dottor Cobello, che forse è quello che conosco più di tutti, perché posso dire che l'ho assunto io, nel senso che l'ho assunto in provincia di Treviso. In provincia di Treviso, poi lui è venuto in regione, io ero rimasto in provincia, poi è stato a Trieste a lavorare in Friuli Venezia Giulia, poi è tornato in Veneto e quindi gli abbiamo affidato l'azienda ospedaliera di Verona, quindi ringrazio veramente il dottor Cobello anche lui per il lavoro, per l'impegno che ci ha messo, non facile, perché si è ritrovato la sovrapposizione di più problemi, Covid, Citrobacter, un'infezione da Covid non comune nel veronese. Gli scienziati tra qualche secolo ci spiegheranno i motivi, però vi ricordo che il veronese ha lasciato il segno tutti e 2 i giri. Se qualcuno riesce a spiegarcelo, risolve i problemi del Covid, sia la prima ondata che la seconda ondata, quindi sia Cobello che Girardi si sono trovati anche in questo problema. Quindi grazie di cuore al dottor Roberti. Sì, arrivavo alla Pedemontana, al dottor Simoni, che ha retto ovviamente il ruolo del commissario la gestione come di fatto direttore generale, perché lo è stato col ruolo commissariale della Pedemontana, in una fase importante che è stata quella dell'edificazione, anzi dello disincagliamento del cantiere disincagliamento, brutta parola, della ripartenza del cantiere dell'ospedale di Asiago, del riavvio, diciamo, dei motori, spero al massimo poi Pramezza, del Sant'Orso e ovviamente di Bassano, quindi grazie anche al dottor Simoni. Penso di non aver dimenticato nessuno,
l'azienda Zero, c'è la dottoressa Simeonato che è qui, e quindi un ringraziamento generale a tutti i direttori che hanno avuto che oggi cambiano casacca e cambiano territori, grazie per il bel lavoro, e grazie anche a tutti gli staff che hanno lavorato con i direttori, questo veramente ci tengo a farlo. Basta, io non ho altro da aggiungere, direi che facciamo fare le firme e dopo la foto e via. Prego, facciamo le firme, facciamo... Sulle terme, guardate, come vengono allora, le terme sono una prerogativa dei direttori, però il dottor Flor giustamente ha posto una questione, ci sono degli elementi emergenziali, insomma, il dottor Dalben si ritrova senza direttore amministrativo perché è il dottor Tognolo che va in azienda Zero, si ritrova senza direttore sanitario, che ringrazio, il dottor Donato. Ecco, il dottor Donato, scusate, non è una dimenticanza, il dottor Donato ha avuto un ruolo centrale, è stato direttore sanitario, ecco chi era di me, ma ha fatto i 2 mesi, dal 1° di gennaio al 28 febbraio ha supplito al dottor Flor, e quindi lo ringrazio, mi scuso anche della dimenticanza, ma non era voluta, devo imparare a leggere, forse me ne evito anche figuracce, però lo ringrazio in particolar modo perché il dottor Donato ha guidato tutta la partita del Covid all'interno dell'azienda ospedaliera, ovviamente guidato dal dottor Flor, e anche ha accettato di mettersi a disposizione per questi 2 mesi. Il dottor Donato mi è stato detto che è pensione che ha maturato i requisiti e quindi però va ringraziato. Dicevo appunto, c'è una situazione atipica di dottor Dalben. Per il resto io condivido quello che ha detto il dottor Flor assieme all'assessore Lanzarin, che si attendano 20 giorni, un mese per avere un minimo con gli attuali staff, e dopodiché si ritroveranno tutti attorno a un tavolo, evitando il calciomercato, cercando di trovare una situazione di equilibrio, perché poi professionisti quelli sono. Cioè, vi dico un aneddoto: quando tu diventi ministro, la prima roba che devi fare, ma io non lo sapevo, devi nominarti il capo di gabinetto, no? Cioè non lo sapevo, non sai che è una roba da fare dopo 3 secondi, cioè perché è come presente il duello nel West, chi tira fuori la pistola per primo ha vinto, e lì c'è chi sapeva che era già il telefono e chiamava, e io e molti altri non lo sapevamo, quindi lo fai i giorni successivi, e quindi per evitare queste corse all'Eldorado ne facciamo una roba che sia coordinata, ma è prerogativa dei direttori, non siamo noi a nominare i collaboratori. Le nomine sono dei direttori. Nomine, facciamo veloci per la firma. Poi una foto tutti insieme? Sì. L'abbiamo panoramica. Allora, scusate. Ma vorrei finire avanti perché non tipo foto di allora, dottoressa Carano Maria Grazia, prego. Se non avete una penna c'è la penna. Si viene invece a fianco. Poi c'è il dottor Penazzi. Prego. Prego. Poi c'è il dottor Contatto. Loro entrano nella loro operatività lunedì, perché alle ore 24 scatta, di domenica scatta ovviamente. Poi il dottor Filippi, prego. Grazie dottor Filippi. Poi c'è la dottoressa Simeonato. Grazie. Poi c'è il dottor Fortuna. Prego, buon lavoro. Il dottor Bramezza.
abbiamo già firmate tante stamattina di carte. Questa è proprio l'ultima per formalizzare. Poi c'è la dottoressa Bonavina, prego. Grazie. Prego. Dottor Girardi. Dottor Dalben. Grazie. Dottor Bravi. No. La dottoressa Benini, scusi. Il dottor Tognolo. L'applauso. Approfitto per ringraziare tutto lo staff della Regione che ha lavorato, dall'avvocato Caramella al dottor Traina, il segretario generale, dottor Gasparin, il capo di gabinetto, insomma Meneghesso, un po' tutti gli uffici, sono tutti quelli che hanno lavorato, gli uffici del dottor Flor, anche perché voi avete visto una firma, il contratto è una cosa complicata che prevede tutta una serie di dichiarazioni. Ah sì, la dottoressa Zattarin che è qui forse, eccola perché non l'avevo vista, è dietro il mappamondo. Salutiamo la dottoressa. Che lei è come la panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Grazie dottoressa. Un punto, c'è una colonna portata dalla Regione e un punto di riferimento, anche per voi. Basta direi, facciamo una foto e via oggi, dai, non ti che stiamo qui a fare domande, cosa dite? Da loro le fate, sì. Se possiamo? Sì, no, dicevo, se avete qualcosa di impellente da chiedermi al volo, dai, facciamo, prego Angela. Facciamo le domande. No, scappa, no, facciamo le domande, poi togliamo questo, facciamo la foto fatta bene. Prego. Il contratto appunto è triennale? Sì, 3+2. 3+2 con verifica terza per proroga al secondo. Con trattamento economico invariato? Proroga di 2, sì. Trattamento economico invariato. E qual è? 154 più 20% di premio, fino a un 20% di premio. Ok, poi volevo chiedere, siccome al momento della nomina dei commissari per questa proroga di 2 mesi eravamo rimasti come in dubbio sul dossier ospedale di Padova, a chi resta? L'ospedale di Padova è prerogativa dell'azienda ospedaliera di Padova che resta la stazione appaltante. Dopodiché, assieme al dottor Dalben, vedremo quale sarà la situazione operativa migliore. Per capire se il dottor Flor molla l'osso e si occupa solo di vaccini adesso. Il dottor Flor mangia la carne e non gli ossi, giusto? Il dottor Flor è stato colui che ha sbrogliato la matassa e ha fatto un lavoro ciclopico. Il dottor Flor avrebbe anche qualche altro impegno, immagino, cioè fare direttore regionale della sanità. Per restare al sistema. Però, al di là delle battute, vi ricordo che questa è una prerogativa dell'azienda ospedaliera di Padova, appunto. No, se ci può soltanto aggiornare sul cronoprogramma avviato appunto dal dottor Flora, visto che è stato toccato questo argomento, penso sia di grande interesse anche alla Siamo in una fase buona. Il progetto dell'ospedale è stato approvato dalla CRITE e quindi siamo in fase dell'ultima stesura prima del bando di progettazione europeo che dovremo pubblicare tra 1 o 2 settimane, un mese massimo. Sì, quindi il dottor Dalben trova già un lavoro impostato. Dopodiché c'è tutto il tema dell'advisor economico e dei finanziamenti, ma è finito il lavoro. Altre domande? Prego Angela. La casella più problematica, è stata una casella più
problematica di altre, c'era stata un'unica fibrillazione in questi ultimi giorni. No, allora, guardate, noi abbiamo lavorato in serenità, l'unica fibrillazione è quella di leggersi il curricula per comunque cercare di mettere insieme una squadra, perché se uno fa la scelta pensando a una ULS, punto, è un metodo di lavoro sbagliato. Abbiamo voluto vedere una squadra e se guardate le professionalità e come sono state distribuite nei territori, viene fuori una squadra. Per questo vi dicevo, non azzardate, perché la logica di sì, ci sono io l'ho definito ovvietà, che è un brutto termine, ci sono delle soluzioni ovvie, però ce ne sono alcune che sono state, insomma, evito di fare esempi perché poi rischia che qualcuno viene più valorizzato di altri, insomma, lo capite da soli, insomma, cosa è stato fatto. Quindi nessuna fibrillazione, guardate, non posso neanche dire che qualcuno mi abbia rotto le scatole, perché posso dichiarare che non c'è stato nessuno che ha alzato il telefono ma neanche un suggerimento. Forse ho ricevuto un messaggio di qualcuno che mi ha detto ma proprio roba di una candide che metta basta. Grazie. Prego. No, Presidente, mi pare che questo sia anche il momento per fare un bilancio delle riorganizzazioni, della prima fase di riorganizzazione che lei ha avviato, portando da 20 a 9 le unità territoriali e poi con la gestione di azienda zero che ha cambiato il meccanismo di gestione del controllo dei costi. Ecco, mi permetto una domanda di carattere generale. Quali sono le ragioni di tipo organizzativo funzionale che la inducono a conservare nella provincia di Vicenza e in quella di Verona invece la doppia struttura aziendale, cosa che invece non c'è? Allora, ce n'è una formale che è di legge, perché è la legge che l'istituisce, e ce n'è un'altra sostanziale che è quella di riconoscere fino in fondo la peculiarità. Dopo la legge prevede un tagliando, una verifica, diciamo strada facendo che lo prevede la legge, però capite che pensare di dare in mano al direttore di Vicenza, con tutto il rispetto, la gestione dell'ospedale di Asiago piuttosto che il Bassanese, che è un unicum nel suo genere assieme a Sant'Orso, quindi il legislatore, cioè noi, quegli anni hanno deciso di provare questa esperienza e non ci risulta che vada male, perché faccio un solo esempio, lo dicevo anche ai sindaci, se voi pensate alla qualità degli investimenti che noi abbiamo fatto nella Pedemontana o nel Veneto orientale dal punto di vista sanitario non sarebbero stati giustificati se avessimo avuto un'unica, cioè, il Bassanese, scusate, la Pedemontana ha già un robot è in odore di un altro robot e di un altro ancora, tanto per dire, ha delle tacche innovative. Idem a Portogruaro si fa chirurgia robotica e si è investito in un lembo distantissimo dagli altri territori dove prima avevamo la fuga verso il Pordenonese, cioè, quindi c'è anche tutta una valutazione. La scelta è stata anche quella però di creare un team in modo ma sì, ma non è che prima non dialogassero, dialogavano, però adesso abbiamo capito che dobbiamo spingere ancora di più sul rendere sempre meno evidenti i confini, ma in generale in Veneto, no, c'è il Veneto e basta, c'è. Quindi Presidente mi pare di capire che allora la formazione che era stata definita un po' sperimentale nel momento in cui c'è stata la riduzione delle USL da 21 a 9 e quindi in un primo momento era stato detto ne teniamo 9 invece di 7, rimane perché risultava vincente. Sì, cioè noi la confermiamo, poi ci sarà, non so quando sia previsto la legge, forse il prossimo anno, una verifica, diciamo, proprio perché la legge allora diceva che si sarebbe dovuta fare una verifica dopo 5 anni, però noi confermiamo e siamo fortemente convinti che l'esperienza abbia dato sicuramente esiti positivi. E poi volevo chiedere al dottor Filippi, se possibile, il suo ruolo importantissimo, perché le professioni sanitarie veramente si sono battute tantissimo, non solo in quest'ultimo anno di Covid, in cui hanno dato veramente l'anima, certo, però hanno fatto grandissime rivendicazioni, sono scesi in piazza tante volte e quindi insomma è un riconoscimento anche alle professioni sanitarie, la sua nomina. Volevo capire se insomma ritiene di avere, come dire, una doppia responsabilità. Beh, certo, è una responsabilità di far bene e fare bene anche per i colleghi che ci guardano, che mi guardano, e la conferma che il Veneto dà anche queste opportunità. Posto ragazzi? Cristina. Devo chiedere, con la riorganizzazione è nata anche azienda zero, quindi
mi chiedo se ha già raggiunto tutte le sue potenzialità o ancora crescere verso dove sta andando, questa cosa che sta ottimizzando tanto e che ha aiutato tanto anche in fase di Covid. Cioè, tutte le aziende possono crescere, devono crescere, non è che un'azienda si può definire arrivata, nel momento in cui si definisce arrivata c'è qualcuno che la supera. Ha iniziato tante cose nuove. L'azienda zero, guarda, è stata impostata in maniera assolutamente magistrale, crescerà ancora perché se è stata impostata bene cresce, se è stata impostata male rischia di non crescere, ma io sono convinto che crescerà ancora e avrà sicuramente meno finalità programmatorie e più, diciamo, gestionali, ma questo è un altro tema. Guardate che azienda zero lo possiamo dire senza ombra di dubbio, da ringraziare Dio di averla fatta, perché il Covid ci ha dimostrato che alzavamo il telefono e rischiavamo, non so se vi rendete conto, rischiavamo di avere le nostre aziende in concorrenza tra di loro sullo scatolone di mascherine nello stesso magazzino dello stesso fornitore. Noi abbiamo comprato sempre per tutti. E poi abbiamo fatto acquisti anche per altre regioni, abbiamo prestato materiale, abbiamo prestato un sacco di robe, che evito di dire. Prego. Si farà così anche i vaccini probabilmente. No, era una battuta, si farà così anche i vaccini, si spera, ci si augura. I veneti continuano Per adesso a rispettare. per adesso prestiamo la grappa. Volevo fare una domanda politica anche se non Te devi fare anche politica, te fa sanità. Bravo. Tu non devi dire, io Sono d'accordo con te, io penso che sia l'unico tema in cui siamo sempre d'accordo. Volevo chiedere questo, allora dopo la nomina dei sottosegretari diciamo che non c'è stato molto spazio per i Veneti, no? Perché abbiamo 0 sottosegretari purtroppo e un unico ministro. Volevo chiederti una lettura di questo. Guarda, io penso che non sia un momento di polemica, che bisogna andare avanti, pancia a terra e lavorare, punto. Guarda, io adesso, onestamente leggo i giornali come voi, anzi dopo di voi perché voi li scrivete, e guardate sti giorni della politica nazionale cosa hanno prodotto in Veneto. Avete visto? Insomma, quello che va a fumi non trova mai niente, noi qua abbiamo trovato. Quindi abbiamo avuto tanto da fare e non abbiamo tempo per distrarci. Trae qualche nota di ottimismo dopo l'appello di ieri del Presidente del Consiglio all'Unione Europea per accelerare le procedure e il rispetto degli impegni contrattuali da parte di Pfizer, di Moderna e di AstraZeneca per quanto riguarda appunto gli impegni contrattuali nei confronti del nostro Paese, oppure pensa che purtroppo siano, come dire, inviti e raccomandazioni destinati a cadere nel vuoto, visto che la realtà è un po' più dura? Ma sai, lo fa Mario Draghi, è stato 8 anni Presidente della Banca Centrale Europea, se non sei uno passa per caso. Io penso che sia un appello autorevole, che non possa essere rispedito al mittente, e penso anche che l'Europa ne esca debole da questa vicenda dei vaccini. Lasciate perdere i mercati paralleli di questa roba, parliamo di contratto europeo. È evidente che gli altri paesi in giro per il mondo hanno contrattualizzato meglio. Se mandavano a noi a contrattualizzarli, vedrete. Vabbè. Ho l'impressione che non potevamo far di più. Come c'era scritto nei giudizi a scuola, che gli davano il voto, il giudizio, dicevano intelligente, bravo, è un fenomeno, però non si impegna, potrebbe far di più. Sì, potrebbe applicarsi di più, quindi è insufficiente. Basta ragazzi, facciamo una foto, dai. Grazie a tutti e grazie anche per la pazienza che avete avuto, e fate ancora un applauso a sta squadra. Se spostiamo tutta sta roba, grazie. Sì, buonanotte. State fermi qua e facciamo la foto. Grazie. Questo è l'altro. Possiamo chiedervi se possiamo spostare così vi facciamo la foto. Voi non